Quando succedono queste cose, quando ci sono queste operazioni che dimostrano spirito di sacrificio, intelligenza investigativa, io sono sempre il primo a fare i complimenti alle forze di polizia, in questo caso alla Polizia di Stato, che prendendo questo ladro seriale ha restituito serenità a un intero quartiere, a un'intera zona della città che era stata presa di mira da questo ladro. Oltre 100 i furti denunciati tra Mestre Marghera e Spinea da gennaio a giugno, consumati nelle ore notturne ma anche di giorno, quando gli appartamenti erano vuoti. Il ladro, un abilissimo georgiano di 42 anni, apriva le porte blindate delle abitazioni con una semplice tessera di plastica, entrava e prendeva quanto possibile. Poi, come se nulla fosse, si allontanava facendo perdere le proprie tracce. Non è stato semplice per gli agenti del commissariato di polizia arrestarlo, anche grazie alla collaborazione dei cittadini. Anche per questo il prefetto ha ritenuto doveroso un incontro che si è svolto proprio nella sede del commissariato di Mestre in via Carossa. I cittadini in questo caso tra l'altro hanno collaborato con le indagini, hanno dato una mano alla polizia, hanno aiutato, hanno dato un esempio a tutta la città di come si deve fare, dell'aiuto che è determinante anche per le forze di polizia, l'aiuto dei cittadini. È un esempio di self-administration, come dicono gli inglesi, di auto-amministrazione. Il cittadino che difende se stesso chiamando la polizia, informando la polizia, dando tutti gli elementi che servono alla polizia per assicurare il risultato.